Buondì cari amici della Maratona Veneta, la parola d'anco, la sera parola statuto e qua a comì la versione veneta del statuto del Regione Veneto. E vorrei leggervene qualche tocchetto per capire sostanzialmente che il Veneto, senza problemi, è pure esprimere anche il diritto. E peraltro l'Accademia, oltre a fare questo lavoro qua qualche anno fa, la volta anche dei documenti di rilievo internazionale e anche di rilievo storico sul piano del diritto, dunque se può. Per esempio, perché tanti magari non hanno neanche mai letto il Statuto del Rayon, e ve leso qualche a caso, insomma ve leso i primi tre qua, 3-4. Statuto del Veneto, titolo primo il Veneto, cao primo, principi. Articolo primo, la Rayon del Veneto, comma primo. Ossessione prima, qua che stabilire se vogliamo seguire una tradizione di Ciamarghe o che altra ai sub di ogni articolo. Il Veneto è una regione autonoma, drivo il presente statuto in armonia con la Costituzione della Repubblica e con i principi dell'ordinamento dell'Unione Europea. Il Veneto si è costituito dal popolo veneto e dai territori dei province di Beun, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza. 3. Venezia, città metropolitana, la è il capoluogo del Veneto. 4. La regione la è rappresentata a bandiera dal gonfaion e dal stemma stabilito con l'ese regionale. 5. Il Veneto, cosciente della storia comune, e mantiene i leghi con i veneti in tel mondo, favorendo la continuità del rapporto e del pensiero e valorizzando gli scambi e i leghi con i paesi in dove vive. Articolo 2. Autogoverno del popolo veneto. Primo comma, o prima sessione, primo sub. L'autogoverno del popolo veneto e si attua in te forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia. Secondo comma, la Regione la preserva e la promuove l'identità storica del popolo e della civiltà veneta e la che concorre alla valorizzazione delle singole comunità, la riconosce e la tutela le minoranze presenti nel suo territorio. Articolo 3. Autonomia della Regione del Veneto e degli enti locali. 1. L'autonomia della Regione si manifesta in l'esercitare della potestà legislativa, regolamentare e amministrativa e in la piena attuazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione. 2. La Regione la riconosce, la promuove e la garantisce l'autonomia degli enti locali in te sue varie espressioni. 3. La Regione perseguisce l'estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie in te forme prevedeste dalla Costituzione e in te rispetto del principio delle leale collaborazione. Me fermo. Questa qua è la legge regionale statutaria di 7 aprile 2012, numero 1. Allora, a dire cosa tutta questa roba qua? Che io mi imparassi a memoria? No, ma che io da rendersi conto che anche, adesso mi vorria che ognuno degli altri, da tutti i vari posti del Veneto, mi mettissi a voltare, a riscoltare tutto quanto e a dire cose che disarissi di differente di quello che avevamo detto, cioè che avevo letto e che avevamo tradotto con l'Accademia. Per un motivo importante. Prima di tutto, che le differenze che potrebbero essere, che leso subito qua la parola province, uno può dire mi dico province. No, province è il termine italiano. Se ti dici province, ti dici anche 5. Se invece ti dici 5, ti dici province. Se no, ti si deve fare un missiotto. E il missiotto non va mica bene. Uno potrebbe dire no, ma mi dico province, non dico mia province. Perfetto, te puoi dirlo. Ma allora qual è il problema? Che non si capisce, che non ti capisci cosa che è scritto qua dentro? Perché una delle contestazioni che viene fatte sull'uso del Veneto anche per robe di diritto è che c'è pericoli interpretativi. Noi so a fonologia del sicuro che salta fuori pericoli interpretativi, perché che uno che chiama province o province o provinze o province o province o qualcosa del genere evidentemente non cambia l'assetto semantico della questione e neanche quello ermeneutico, dunque di interpretazione. Semmai i problemi che se quando si cambia, si passa da una lingua che altra, se che se differenze del significato o della terminologia per la stessa parola, specialmente quando si va fuori dagli ordinamenti, ma qua è una traduzione intraordinamentale, di conseguenza se no altri domani mattina a Regione Veneto volesse approvare un documento, pubblicare il statuto della Regione Veneto scritto in Veneto, l'è già pronto e solo di tutto l'è conformato, insomma sono anche laureato in giurisprudenza, insomma è stato fatto anche con questa cognizione interpretativa qua Rento, però vedi che anche selezionando questo che l'è fatto in macro standard, che l'è praticamente
che standard suppletivo che proponemos di operare se uno non vuole operare questo standard locale, che comunque puoi continuare ad operare. Va bene? Qua dentro non seccata certi fenomeni che si presenti in certi posti, per esempio non seccata, non so, i innalzamenti vocali che sono bassanesi, ma mi quando che parlo, quando che scrivo, lo faccio, scrivo, non so, i fiuri, i tusi, no? I vaiuri, per esempio, quando che parlo o doparo, ma in questo contesto qua non vi mi adoperare perché questo qua l'è fatto, è una variante amalgamata che l'è fatta della maggioranza di tutti gli elementi che sei in tutto il Veneto e dunque tutti sente questa roba qua oltre il 90% suo. Ecco cosa che sei una prova rappresentata anche della lingua veneta e quello che viene chiamato il macro standard. Cosa sia? Non è la nuova lingua veneta, è la utilizzabilità di un sistema che se uno vuole e dopo questo. Se il comune deve vuole fare in lingua veneta la versione del suo regolamento consigliare e lo fa in Beumat senza problemi all'interno della lingua veneta, lo fa in Veneto della sua variante, della sua zona, e invece di aver scritto che il comune di Belun fa parte della provincia di Belun, scriverà il comune di Belun e fa parte della provincia di Belun e capirei che problemi interpretativi che potrebbe essere, evidentemente neanche uno. Bon, anche per quello che abbiamo fatto, abbiamo visto che il Veneto senza problemi, come che lo ha fatto già 800 anni fa con trattati internazionali scritti in veneziano, e poi in qualsiasi varietà esprimere il diritto. Abbiamo fatto l'episodio 80 della nostra maratona di 100 video per la lingua veneta e niente, se vediamo ovviamente domani. Ciao ciao!